Lunedì 3 agosto, Santa Lidia. È il 216° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 150 al termine. Il sole sorge alle 5:57 e tramonta alle 20:36. La luna si leva alle 21 e tramonta alle 5:12. Davanti alle mura di Padova, assediata dagli spagnoli, si presenta il capitano Gerolamo da Valenza che si dichiara pronto a sfidare ad uno i difensori della città. L'arsenalotto Damiano Colliva esce da Porta Santa Croce armato solo di spada e scudo e dopo mezz'ora di accanito combattimento stende a terra il tracotante spagnolo con 2 poderosi fendenti alla testa. Il Senato Veneto premierà il valoroso operaio dell'Arsenale, emulo dei 13 di Barletta, aumentandogli la paga di 6 soldi al giorno. Le previsioni per domani. Fino a buona parte della giornata tempo instabile, perturbato, con cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Probabilità alta di precipitazioni sparse, a tratti diffuse localmente a carattere di rovescio o temporale, specie durante le ore centrali. Verso fine giornata, tendenza ad esaurimento dei fenomeni a partire da ovest. Temperature in ulteriore calo. In pianura venti variabili a tratti moderati tesi, in quota venti tesi da nord. Il Duomo di Este si erge in piazza Santa Tecla sui resti della basilica paleocristiana rasa al suolo nel 1688 da un terremoto. La costruzione ebbe luogo tra il 600 e i primi anni del 700. La cattedrale cittadina presenta un'originalissima pianta ovale ad architettura obliqua con un presbiterio di grandi dimensioni. Si possono ammirare molte opere d'arte, la celebre Intercessione di Santa Tecla di Giambattista Tiepolo, il dipinto d'altare di Zanchi, l'altare scultura del Sacramento di Corradini e un pregevole organo del XX secolo, dotato di 4 manuali e circa 70 registri reali sonori. Le canne sono distribuite in 2 corpi, quello principale sulla cantoria, posta sopra la porta centrale di accesso alla navata, e il secondo si trova nella cupola.